Grazie Fiorello, buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente la scuola e il Condifesa che ci ha invitato anche in questa circostanza e mi scuso di essere arrivato un po' trafelato, sono fatto intruppato nel traffico in uscita da Vicenza. Dunque, allora, faremo una cosa abbastanza stringata, come mi ha chiesto e mi ha raccomandato Fiorello, per cui passiamo decisamente alla descrizione delle slide che ho predisposto. Allora, due pillole relative alle linee di difesa, linee tecniche di difesa integrata per gli studenti e per i neofiti. In buona sostanza le linee di difesa integrata insieme con le linee tecniche agronomiche costituiscono i disciplinari di produzione integrata. Come sapete, o meglio, come sanno, diciamo così, coloro che sono già iscritti a SQNP, questo è uno strumento fondamentale che costituisce la guida da seguire per poter essere certificati. Ma quando parliamo di SQNP cosa intendiamo? Intendiamo una realtà ormai consolidata. È il sistema nazionale, qualità nazionale di produzione integrata, che in Veneto è ormai assorto a un 45% della superficie abitata, quindi è una realtà molto importante in continua crescita. Sono dati del 2023, nel 2024 c'è stato un ulteriore balzo, ma non abbiamo ancora dei dati ufficiali in materia. Al di là di questo, questi sono documenti che sono presi in considerazione a tutti gli effetti, non solo per in quanto vincolanti per questa metà della superficie abitata, ma anche per l'altro 55% che segue i criteri convenzionali e da parte di cantine, consorzi e di organismi tecnici è preso a riferimento come linea di orientamento. Quindi hanno un significato decisamente importante. Ora, una cosa molto stringata, ovviamente questo serve solamente per la circostanza e per dire che cosa sono, ma vanno ovviamente approfondite, quindi stimolo gli studenti ad esaminare ed approfondire il significato di difesa integrata. Allora, le disposizioni quindi che noi abbiamo all'interno di questo documento in particolare, linee tecniche di difesa integrata appunto, sono indirizzi tecnico-fitoiatrici. È una raccolta fondamentalmente di norme, ripeto, è una definizione molto stringata, è molto di più, ma non è questa l'occasione per approfondire. Sono delle disposizioni che sono concordate in seno al gruppo nazionale di difesa integrata, appunto, al quale noi stessi come servizi fitosanitari regionali collaboriamo attivamente per redigerle e sono peraltro adeguate e adattate in base alle necessità della regione. Quindi ogni regione, sulla base delle sue specificità, crea, in base alle linee generali, degli adeguamenti e poi li vedremo anche. Dunque, questo strumento appunto viene aggiornato annualmente sulla base delle necessità, quindi è sempre un documento che ha una frequenza di aggiornamento elevata, quindi abbastanza veloce, insomma, da un punto di vista dell'adeguamento alle necessità che il territorio va ad esprimere. Quello che in sostanza, in sintesi estrema, le linee tecniche propongono sono una selezione di sostanze attive che nel caso siano catalogate o classificate come candidate alla sostituzione con elevata tossicità acuta, CMR, quindi sospette di effetti cronici, diciamo così, tipo cancerogeno, mutageno o tossici per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico, autorizzate per usi di emergenza, attenzionate da ARPAD, sono situazioni o sostanze queste che sono limitate o anche eliminate, chiaramente quando questo è possibile. Non ho seguito gli interventi di prima, ma come avete sentito e come ha anche accennato il mio direttore, la situazione relativa al selezionare, limitare o eliminare non è una cosa che ci troviamo agevolmente a dover fare in questi periodi in cui abbiamo un panorama fitoiatrico estremamente ridotto. Le colture che sono ricomprese all'interno delle linee tecniche, un documento complessivo, riguarda tutte le colture, ce ne sono 87 per quanto riguarda la Regione Veneto e ognuna ha una sua precisa diciamo così, descrizione. Ora,
entriamo nell'aspetto delle norme comuni. Quello che noi andremo a fare oggi, come di consueto, è quello di portarvi qualche aggiornamento, evidentemente non di esaminare nel suo aspetto generale questo documento. Per cui, a livello di norme comuni, la variazione principale è questa. In buona sostanza, fino allo scorso anno, le sostanze biologiche venivano ammesse e si potevano impiegare senza limitazioni. Quest'anno è stato fatto un aggiornamento. Quelle che si possono utilizzare senza limitazioni sono le sostanze di base, di basso rischio, tutti i microrganismi e tutti i feromoni. Quindi ci sono all'interno del regolamento, adesso mi sfugge, comunque quello che riguarda la produzione biologica dei mezzi consentiti, che annovera anche quelle sostanze che vedete elencate qua sotto, le quali non sono più permesse in quantità, diciamo così, ad libitum, a necessità, ok? Sono eventualmente limitate nelle relative schede di coltura. In termini oggettivi, da un punto di vista della fittoiatria disponibile, anche se qui parliamo di mezzi di difesa disponibili, quindi intendendo sia le sostanze attive che i microrganismi, che gli antagonisti, che i mezzi biotecnici, quello che abbiamo a disposizione in viticoltura fortunatamente è ancora nutrito. Diciamo che almeno se non altro da questo punto di vista siamo messi anche abbastanza bene. I numeri relativi agli inserimenti e comunque le novità che vengono fuori di anno in anno sono striminziti a dire poco. Questo è quello che abbiamo di nuovo anzi, adoperare il termine nuovo significherebbe avere una qualche novità vera e propria. In realtà si tratta di inserimenti, entrano all'interno del disciplinare vite due sostanze complessivamente, polisulfuro di calcio e il clomazone, un diserbante, quindi capite che non sono tra l'altro sostanze appena uscite, come dire, ecco, di cui appunto ammessi in bio ce n'è uno solo, che è il polisulfuro di calcio. Le estensioni di impiego più che altro ce ne sono due e riguardano essenzialmente la Boveria bassiana e quindi sono chiaramente entrambe ammesse in bio. Da un punto di vista, diciamo, complessivo, come dicevo prima, sono 95 le sostanze che noi abbiamo a disposizione nel nostro ventaglio di scelte, di cui peraltro 5 sono in revoca, nel corso del 2025 andranno a terminare. Di queste ne abbiamo 34 che sono ammesse in bio e nello specchietto che vediamo sotto vediamo anche l'evoluzione di anno in anno di come si sta comportando. Da un punto di vista complessivo abbiamo perdita di sostanze attive progressivamente, vedete dal 2022-21 e avanti, abbiamo una costante eliminazione di sostanze disponibili, abbiamo una crescita di quelle bio. Questa è una buona tendenza, ma la cosa principale, come accennavo all'inizio, è che l'aspetto principale è che la riduzione complessiva delle sostanze sottende anche a una limitazione ulteriore di gruppi di modalità di azione, che è questo il vero problema che ci troviamo davanti e che comincia a farsi sentire anche in viticoltura. Per essere molto schematici e soprattutto per andare diretti al punto, tanto le novità, ripeto, non sono moltissime, la sostanza significativa è questa. Allora, il gruppo dei CMR è uscito il metinal, ovviamente prodotto azione, sostanza multisito di importanza notevole per quanto riguarda l'avvio della campagna di difesa. Soperiamo in che modo? Con quello che abbiamo di riserva, quindi il gruppo dei CMR di tianone folpet, notoriamente multisito, e il fluatinam oligosito. Sono le uniche sostanze che in alternativa al rame ci consentono di portare a casa la campagna e di affiancare dovutamente tutte quelle sostanze più evolute da un punto di vista dei meccanismi di azione, ma che inevitabilmente hanno uno o due massimo meccanismi di azione, quindi a forte rischio di, chi più chi meno, naturalmente a forte rischio di resistenza. Quindi i prodotti fondamentali li portiamo da 7 come erano lo scorso anno a 12. Sembra tanto? Diciamo che
Negli ultimi 2 anni, voi che ricorderete sicuramente, abbiamo avuto almeno 2 deroghe che sono state concesse per far fronte alla necessità stagionale. Per carità, 2023 e 2024 sono state 2 annate anche con una piovosità superiore e quindi come tale c'erano anche le effettive necessità di dover dare delle risposte. Però queste qui non sono più deroghe, cominciano a diventare costanze, diventano delle situazioni a richiamo continuo. Abbiamo preferito avere una disponibilità un po' superiore di mezzi multisito, in modo tale da far sì che con i 3-4 rameici possiamo portare a casa una campagna di 14-15 interventi che ormai per la peronospora è la situazione normale, non eccezionale, ma è normale. Per quanto riguarda i piretroidi e le piretrine, la novità non sta nel numero, 4 sono gli interventi che erano concessi a livello di gruppo lo scorso anno, tanto sono quelli di quest'anno, ma come ho accennato prima nella tabellina delle sostanze ammesse in biologico, le piretrine vengono a questo punto conteggiate nel gruppo dei piretroidi e delle piretrine. Quindi si conteggiano 4 interventi, comprese anche le piretrine. Per quanto riguarda tutte le altre, diciamo, gruppi di sostanze che sono quelle di maggior significato e peso da un punto di vista fitoiatrico, in particolare per quanto riguarda la peronospora e l'oidio, quindi i BE e fenilamidi, oltre che i K, non ci sono variazioni. Nel dettaglio, allora, per quanto riguarda le scoriosi, l'inserimento di quest'anno prevede la miscela di tianolo più fosfonato. Questi 2 prodotti a questo fine vanno riportati in miscela, sono consentiti in questo modo. Per quanto riguarda la peronospora, l'esclusione del metalaxil è una volontà regionale. Sappiamo benissimo la funzionalità e l'importanza di una fenilamide di quel peso, tuttavia ARPAV ci segnala da anni che la molecola e i suoi metaboliti li ritroviamo nelle acque superficiali e anche profonde, per cui una volontà di limitazione regionale. Il metalaxil è una sostanza candidata alla sostituzione, era consentito un trattamento, abbiamo tolto anche quello. Il metalaxil M aveva la possibilità di fare 3 interventi al pari o assieme con il benalaxil, l'abbiamo ridotto a 2. Okay? Questa è una volontà di riduzione per necessità ambientali regionali. Per quanto riguarda le sostanze revocate, il dimetomorfo arriva fino al 20 di maggio, quindi gli ultimi impieghi, ammesso che ci sia ancora prodotto in circolazione, sarà consentito fino a quella data e appunto, come vi ho mostrato poco fa, le limitazioni di gruppo, i 12 interventi all'anno con dipiano, polpe e fluazina. Abbiamo anche peraltro inserito un intervento integrativo con i cimoxanidi, da 3 passiamo a 4. Okay? Questo per far fronte a queste necessità che in questo ultimo periodo si sono manifestate con continuità. Per quanto riguarda il Blecaro non c'è nessuna novità, botrite, mepanipyrim e fenpirazamine escono, praticamente mepanipyrim più o meno nello stesso periodo del dimetomorfo, fenpirazamina c'è tutto l'anno a disposizione, scadrà, diciamo, l'impiego, si può fare tutta la stagione, insomma, via. Per quanto riguarda l'oidio, come abbiamo visto prima, si tratta dell'inserimento del polisulfuro di calcio come unica novità relativamente a questa avversità e nulla più. Per quanto riguarda i parassiti animali, queste sono le variazioni. Altre cicaline e cocciniglie prevedono di nuovo l'inserimento della Boveria bassiana, nel primo caso contro Empoasca vitis e nel secondo contro Planococcus ficus e Pseudococcus comstocchi. C'è l'esclusione del piriproxifen contro le cocciniglie, anche questa è una volontà regionale per problematiche di natura ambientale che stiamo ancora approfondendo, ma sul quale cominciamo ad avere ormai alcune certezze, quindi lo escludiamo per posizione presa a livello regionale. A livello di sostanze revocate abbiamo spinetoram e spirotetramato consentiti praticamente per tutta l'annata, ma questo è l'ultimo anno disponibile per esaurire le scorte di magazzino, e
richiamo in fondo il gruppo, diciamo, dei 4 interventi piretroidi, piretrine di cui vi ho accennato un attimo fa. Rimane sempre valida la circostanza per il quale piretroidi identificati come sostanze candidate alla sostituzione, quindi etofenprox, lambda-cialotrina ed esfenvalerate, vanno utilizzati un solo intervento in alternativa tra queste sostanze. Novità degli ultimi giorni, il cambio delle etichette dei prodotti a base di acetamiprid. La revisione europea condotta sugli limiti massimi di residuo ha portato a queste diciamo delle variazioni che in buona sostanza campo viticolo ha previsto che cosa? La riduzione da 2 a 1 intervento stagionale e un allungamento dei periodi di carenza. Per cui questo rientra da subito all'ultimo, ma rientra già nell'edizione di febbraio delle linee tecniche, e quindi è già contenuto. Massimo un intervento annuo con acetamiprid, ovviamente indipendentemente dalla versione. Non c'è null'altro. Per quanto riguarda il diserbo, l'inserimento del clomazone che è un diserbante, diciamo così, residuale, dicotiledolcida e graminicida, e questa è l'unica varianza. Ricordo diciamo l'aspetto del glifosate, mi pare che adesso sia sufficientemente chiaro perché non possa essere frainteso, l'ho messo lì non perché sia una novità, è esattamente la stessa cosa dello scorso anno. Comunque mi raccomando, attenzione, perché anche gli AMPA si ritrovano a una certa frequenza nelle acque, quindi l'utilizzo e il rispetto, diciamo, di quelle che sono le indicazioni che sono riportate diventano particolarmente pressanti. Per quanto riguarda il calfentrazone, l'unica specifica non è di sostanza ma è di forma. Abbiamo riportato, come abbiamo fatto per il glifosate, la dose nel caso di impiego per diserbo, come diserbo e non come spollonante, la dose è specificata meglio, massimo 0,09 litri per ettaro di vigneto. Ok, solo questa che è pari ai 0,3 litri ettaro che trovate, che avete visto, diciamo così, riportato anche nel disciplinare dello scorso anno, che si riferiscono inevitabilmente, quando le leggete nell'etichetta, alla superficie disabbata e non alla superficie a bande come facciamo nel vigneto, logicamente. Allora, è cambiato che cosa? E questo è anche il motivo per il quale siamo arrivati un po' all'ultimo con le linee tecniche di quest'anno. Ismea quest'anno ha messo a disposizione una piattaforma informatica nel quale tutte le regioni devono mettere dentro i dati, non nelle modalità precedenti dove ognuno più o meno si arrangiava con le sue attrezzature. C'è appunto una piattaforma, abbiamo dovuto inserire i dati all'interno di questa e inevitabilmente, come sempre succede, alla prima edizione informatica non c'è mai il programma che funziona proprio a pieno, per cui abbiamo avuto diversi problemi, ma fondamentalmente adesso utilizzeremo quello, verrà utilizzato da tutti, da tutte le regioni, e questo sarà un po' il formato. Non so se si veda, sostanzialmente le cose non mutano, sia chiaro, però credo che tutto sommato avremmo il beneficio, se non altro, di vedere delle tabelle un pochettino più pulite e mi auguro anche più intelligibili, nel senso cioè più chiare proprio da un punto di vista della comprensione. Questo è l'auspicio, evidentemente. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, la sesta e la settima colonna praticamente sono un po' riportano in sintesi quanto trovavamo sull'ultima colonna dei vincoli in precedenza, dove c'erano cioè massimo numero trattamenti massimo trattamenti per gruppo. Questo è una qualcosa che serve per chiarire, per essere un attimino più esprime la stessa cosa fondamentalmente, ma diciamo lo mette, credo, in modo più chiaro. Ecco. Per cui questa sarà l'impostazione che avremo appunto nelle linee. Non ho sentito prima, direttore, se oggi sono già confermate, diciamo, è confermata la pubblicazione del decreto, quindi le vedrete a brevissimo pubblicate. Ecco, allora sono 2 diapositive che ho mostrato già lo scorso anno e si tratta di fatto di quella che è la problematica connessa con le minori dosi che vengono impiegate in campo qualora si utilizzano macchine evolute, quindi macchine a recupero in particolare. Ma nel caso anche dell'utilizzo di prodotti che riportano solo ed esclusivamente la dose a ettaro
sulla confezione, c'è il problema di doverla rispettare. Quindi, per quanto riguarda l'SQNP, è stata creata, diciamo così, una specifica contenuta nel decreto legge 66 del 2020 che dà una derogha a coloro che sono iscritti a SQNP in modo tale che possano fare quanto si fa normalmente, e cioè, in buona sostanza, utilizzare il principio della concentrazione, cioè grammi a ettolitro, nella prima parte stagionale, okay? E quindi essere a posto da questo punto di vista se viene utilizzato un prodotto così fatto, cioè in sostanza il prodotto da utilizzare deve riportare sia la concentrazione che anche la dose a superficie. Quelli che portano solamente la dose a superficie creano oggettivamente dei problemi. Si può ritenere che la concentrazione possa essere ricavata perché è stata ipotizzata in questa maniera, l'abbiamo disegnata in questo modo, però per non andare incontro a delle sorprese scegliete il prodotto che riporta sia la concentrazione, sicuramente che riporta la concentrazione, quindi grammi o millilitri per ettolitro, questa è la cosa fondamentale. Se poi la riporta anche per ettaro, ok, ma scegliete questi prodotti per rientrare pienamente e senza alcuna opinione contraria all'interno delle disposizioni previste in deroga. Chiaramente questa situazione vale altrettanto per le macchine a recupero, per il quale ovviamente la sostanza, cioè la dose viene diminuita per ovvie ragioni, visto che viene recuperata. Per quanto riguarda l'aspetto delle macchine e delle lavoratrici, anche qua non abbiamo variazioni, rimane fermo il periodo dei 3 anni del controllo funzionale. Voglio sottolineare solamente che, essendo questo l'ultimo dei 5 anni consentiti, insomma chi aveva fatto l'ultimo controllo funzionale nel 2020, questo è l'ultimo anno per fare il controllo se non è già iscritto a SQNP, perché coloro che sono già iscritti a SQNP già dal 2024 è previsto che entro il primo anno si faccia la regolazione e affiancata alla regolazione ci deve essere il controllo funzionale. I due meccanismi, il controllo funzionale e la regolazione, devono marciare a pari passo, o braccetto. Quindi, come tale, questo è l'ultimo anno appunto per coloro che non sono ancora, non si sono ancora iscritti fino a questo momento. Basta, io ho terminato qui e grazie intanto dell'attenzione.